Via. Buonasera a tutti, buonasera a Matteo. Grazie per essere qui, grazie a Bacchisio come sempre che ci ospita e che crea questo circolo culturale di condivisione, e grazie anche al magazine City City che appoggia l'iniziativa. Quando ho pensato che dovevo presentare Matteo, mi sono detta, cosa dico di Matteo? La sua fama lo precede, veramente è un ragazzo straordinario. Ha cominciato a scrivere giovanissimo e non ha più smesso. E tra gli under 25, tra i 25 e under 25 da tenere sott'occhio, perché ha fatto dei grandissimi lavori. Lui ha ricevuto tantissimi premi, tantissimi riconoscimenti. A soli 18 anni ha vinto il prestigioso premio Campiello con il racconto Talismani, un racconto intenso, profondo, di separazione ma anche di condivisione. Ha scritto nel 2021, ha pubblicato Il dolore crea l'inverno, e i suoi romanzi sono romanzi dove traspare emozione e racconta dell'animo umano. Qualche mese fa mi sono emozionato guardando Matte. Io non sapevo della sua storia, della sua infanzia, e mi sono veramente commossa, mi sto commuovendo adesso che ne parlo. Non sapevo che ha passato un'infanzia non a giocare ma nei reparti di ospedale. Ed è un racconto, un mosaico di voci, di interviste familiari, amici, medici. Si può dire che la tua scrittura dia forma al dolore, così? Buonasera a tutti, grazie Bacchisio, grazie a City City, grazie ad Andrea per questa opportunità, per questa serata meravigliosa in un posto incantevole. Io ho avuto un grande vantaggio in questa carriera da paroliere. In 8 anni di presentazioni, di eventi, ho girato tutta la Sardegna, in lungo e in largo. 377 sono i comuni sardi, io ne ho visti 350 e qualcosa. Ne aggiungo uno che non avevo mai visto, che è Zuri. E aggiungo una delle chiese più belle che io, tra parentesi, adesso a posteriori lo ricordo, ho studiato. Io ho studiato questa chiesa perché ho avuto un professore di storia dell'arte illuminato, una persona meravigliosa, si chiama Simone Mereu, e oltre a essere un ottimo professore è uno straordinario artista. Il professor Mereu Simone ci aveva abituato a studiare le chiese della Sardegna, perché secondo Simone, ed è una teoria che io sposo totalmente, non sai dove puoi andare finché non sai da dove vieni, e quindi è fondamentale capire l'estetica del posto da cui sei partito per capire l'estetica dei posti in cui andrai a finire nella vita. E io ricordo e ho ricordato quel passaggio dello studio quando vi avete raccontato prima del trasferimento di questa chiesa meravigliosa di San Pietro, da quando era nell'invaso del lago fino a quando è stata riportata qui nel 1923, passando, no, mattone per mattone lungo tutto il percorso, ed è una grandissima testimonianza del tempo che abitiamo e che abbiamo abitato, che era un tempo di collettività, di unione, di forza e soprattutto di tantissima fede, che non vuol dire solo fede in un qualcosa di grande, di più grande di noi o di superiore a noi, vuol dire fiducia nel mondo, vuol dire che se io passo un mattone all'altra mano ho un'altra mano che lo raccoglie e che lo passa a quella dopo. Sapere di avere una continuità del genere nei piccoli paesi e sapere di vedervi anche oggi qua stasera in questa meravigliosa serata di giugno è una prova del fatto che c'è una controindicazione che stavolta non vale per i paesi, che è vero, per carità, che si stanno spopolando, ed è vero che si sta lentamente arrivando a una decrescita demografica importante, ma io quando vedo manifestazioni di interesse come questa, quando vi vedo qua, quando ci vediamo stasera tutti insieme, ho la riprova del fatto che i paesi possano rinascere da cosa sono e non da quello che potrebbero essere. Quindi un applauso va a tutti voi che siete qua per come credete nella cultura e soprattutto per come credete nel fatto che la rinascita parta da quello che c'è, non da quello che si può trovare. È vero, la mia scrittura è partita da lì. Io sono partito dal dolore, più intenso che si possa provare, che non è quello fisico ma è quello rassegnato. È un dolore sul quale non hai assolutamente alcun tipo di controllo, è un dolore sul quale agiscono gli altri, agiscono le terapie degli altri che ti impongono gli altri, agiscono le mani dei medici che ti curano, agiscono i protocolli sanitari, agiscono tutta una serie di elementi
che sono, sì, è vero, sanitari, ma sono anche psicologici, sono affettivi. Il dolore troppo spesso vuol dire impotenza, e l'impotenza è la più grande arma di distruzione del mondo, insieme all'indifferenza. Tutto quello che è disattivato a prescindere diventa distruttivo, perché non ha alcun tipo di evoluzione, perché muore, collassa davanti all'unica certezza che ha, cioè che non possiamo agire per contrastare qualcosa che ha un suo corso. Però possiamo fare una cosa, possiamo accompagnare. Possiamo accompagnarlo il dolore, possiamo accompagnare la sofferenza, e nell'accompagnare tutti questi elementi che così in apparenza sembrano dannatamente bui, oscuri e soprattutto senza alcun tipo di prospettiva e di avvenire che non sia una conclusione definitiva e brutta degli eventi. Io credo che invece accompagnare la fine, accompagnare una fine che può essere un inizio o un nuovo inizio, sia la più grande arma di rivalsa e di progresso che abbiamo noi come persone, come collettività. E io ho avuto questa grande fortuna, io ho avuto nella mia vita, nelle parti più difficili, nelle parti più buie e soprattutto nelle parti più dense, la capacità di essere accompagnato e la fortuna di essere accompagnato da persone che hanno visto il buio con me e hanno cercato la luce con me. E questa è stata forse la più grande fortuna. Io ho iniziato a scrivere perché volevo raccontare come ci si salva da un mondo buio e come io mi sono salvato dal mio, ma senza le persone che mi hanno guidato verso la luce io non sarei mai riuscito probabilmente a trovare nemmeno una parola, anche perché quando stai male le parole non le trovi. Tu al massimo puoi pensarci alle parole, puoi trovarle in un modo, se vuoi anche un po' fiabesco di intendere la vita, crei una realtà parallela per cercare di rifugiarti in quelle poche certezze virtuali che ti rimangono, ma se stai sulla realtà, io ero un bambino in chemioterapia e poi con 1000 altre traversie di salute, bloccato a letto, che non aveva alcuno spazio se non l'invenzione, e io ho fatto mia l'invenzione per scappare dal mondo. E poi ho fatto mia l'invenzione soprattutto quando nel mondo ci sono tornato, e non l'avrei mai fatto se non ci fosse stata questa ciclicità di affetti, di paura, ma di tantissima speranza, e senza questi elementi non sarei quello che sono, non sarei la persona che sono, non userei le parole che uso e non troverei le trame che trovo. Però io credo davvero che la scrittura salvi, ma non per un partito preso, per una teoria campata in aria e fatta da studiosi, lo dico perché la scrittura ha salvato me, perché io ho trovato nelle parole un modo per salvarmi, un modo per salvarci, e nel ci metto tutte le persone che con me hanno attraversato quell'inferno lì. E l'inferno visto da fuori non è poi così tanto caldo. L'inferno non è un posto così caldo, l'inferno brucia così tanto che l'unica tua vera urgenza è uscirne, e le fiamme ti consumano solo quando capisci di non poter essere qualcuno o qualcosa di altro fuori da quelle fiamme. Io invece mi sono tolto le fiamme di dosso e ho cercato di capire chi fossi, ho cercato di trovare un'energia anche quando non era forse nemmeno il momento di farlo, anche un po' con superbia, però volevo trovare qualcosa da fare per non morire sia dentro che fuori. E la cosa bella forse è che sono riuscito a rinascere con l'unica cosa che mi ha tenuto in piedi e che in quel momento mi ha rotto ogni singolo ramo di speranza, che è stato ed è tuttora la sofferenza. Senza la sofferenza io non sarei così sereno oggi. E purtroppo è una cosa che oggi ci dimentichiamo un po' di fare, attraversare tutto il dolore. Lo devi abbracciare, lo devi accogliere, non per quello che è, ma per dove ti può portare. E a volte il dolore riesce a portarti in posti straordinariamente macabri, ma anche in posti straordinariamente accoglienti, caldi, tiepidi, anzi tiepidi. E questa è stata la mia grande fortuna. Non avrei la fiamma che ho se non avessi avuto il fuoco e la bellezza che mi ha circondato in tutti quegli anni. Bellissime parole. Il dolore può essere un grande maestro per chi, come lui, anziché scappare, fuggire, cercare di non pensarci, trae qualcosa di buono, di positivo, che fa bene non a se stesso, ma anche lo porta in beneficio agli altri. È come un dono. La scrittura può essere un dono per noi nel momento in cui scriviamo, ma è un dono anche quando arriva ai lettori, e questa è una cosa bellissima, quella che ha detto. A proposito di Replay, da poco in onda anche un altro progetto di Matteo insieme a Enrico Galliano, che è Itaca, un viaggio tra le storie.
un mare di storie, un mare di storie. È un format innovativo, diverso dal solito intrattenimento sui libri, ma è un viaggio attraverso gli autori, i luoghi, ed è un modo per avvicinare di più i giovani, soprattutto alla lettura. Anche la lettura, come la scrittura, ci fa entrare in noi stessi, perché i personaggi, come ne dicevo nella presentazione di ieri, ci fanno un po' da specchio e fanno emergere quelle parti di noi che a volte ignoriamo oppure tendiamo a nascondere. E Itaca parti con questo libro con una frase della meravigliosa poesia Itaca di Cavafis: tieni sempre in mente Itaca, che è una poesia bellissima e che parla del viaggio introspettivo, di tenere in mente la meta, di stare, non pensare alla destinazione ma al viaggio. Tu sei anche pilota, quindi per te il viaggio è anche è un qualcosa di più, è immersivo proprio per te. Cos'è per te il volo? Che emozioni ti dà stare lassù, vedere il mondo da una prospettiva diversa dal solito? Allora, intanto io sono perseguitato da Itaca. È una persecuzione. Io ho studiato Itaca in ogni salsa al liceo. Ho fatto il liceo classico, ho fatto il Dettori a Cagliari. E io ho studiato Itaca per 5 anni su 5, perché se non la mettevi nella storia di Odisseo lo trovavi nella letteratura italiana, se non la trovavi nella letteratura italiana la trovavi nella letteratura inglese, se non la trovavi come concetto la trovavi come metafora. Quindi il viaggio dell'eroe Itaca c'è sempre il ritorno, il nostos, no? Lunghissimo, meraviglioso di Odisseo. Però alla fine guardi bene e capisci che in realtà Itaca è la grande metafora della vita ed è la metafora di qualunque viaggio che valga la pena essere intrapreso. Io ho iniziato con un ricordo affettivo, una poesia che io ho studiato a scuola e che io ho sempre pensato sia una poesia aerea. Itaca di Cavafis è la poesia che io ritengo sia scritta meglio di tutta la produzione, almeno greca, dall'alto. È una poesia che sembra scritta sorvolando il viaggio di Odisseo, sembra scritta sorvolando l'Odissea. Ed è una visione, una veduta aerea di un ritorno che impiega forse più anni di quelli che avrebbero dovuto essere considerati, soprattutto a livello di trama, soprattutto nella dinamica, no, di questa storia, di questa enciclopedia di storie che è l'Odissea. Ma non si allontana mai dalla vera realtà, cioè che per quanti posti tu possa visitare, per quante tappe tu possa incontrare nel tuo cammino, per quante esperienze, persone, circostanze, eventualità tu possa conoscere, Itaca sei tu e lo capisci solo quando ci arrivi. E Itaca forse l'hai sempre avuta dentro, forse l'hai soltanto dovuta ritrovare, forse hai solo dovuto rimetterci i piedi per capire che in realtà la casa non era quella che hai cercato, ma quella che hai sempre costruito dentro di te. E questo è il dato forse più bello di questa poesia e di come Itaca racconta le storie e il mare di storie. Torno a Rai Play, Itaca racconta questo. La trasmissione che faccio su Rai Play, noi non ragioniamo mai, se ci pensate, sui libri, ragioniamo su come i libri sono entrati nel nostro immaginario, nella nostra vita, nel nostro modo di vedere le cose. Noi non ragioniamo dicendo quel libro è bello, diciamo che quel libro mi è piaciuto, e nel giudizio anche di bellezza che possiamo dare di un libro ragioniamo su quanto ci possa aver dato da lettori o su quanto ci possa aver tolto. Perché poi, secondo me, ci sono anche dei grandi libri che tolgono anziché dare, e l'operazione di sottrazione nella scrittura è difficilissimo. Quando da lettore la vivi ti cambia. Quando un libro ti toglie parti di te che non ti piacciono, ti toglie elementi del mondo che non ti tornano, è sempre un'ottima esperienza da ripetere, quella della lettura per sottrazione. Però noi ragioniamo sul fatto che ogni persona sia i libri e le storie, le controstorie che andiamo a conoscere. Quindi questo è il dato secondo me più importante. Non raccontiamo per una volta come si diventa scrittori, ma raccontiamo per una volta i viaggi dei lettori. Se ci pensate, tutte le trasmissioni di cultura, di approfondimento che ci sono sia sulla TV generalista sia sulle televisioni private, sono fatte in modo tale che io, lettore, debba ascoltare passivamente lo scrittore, cioè il classico salotto, le due sedie, il conduttore e chi ha scritto il romanzo. Si parla, ci si interfaccia e si arricchisce una presentazione fondamentalmente a distanza. Noi partiamo da un'altra filosofia, partiamo dal fatto che i ragazzi
possano essere, debbano essere, siano già i lettori autonomi che leggeranno domani. E questo presupposto vuol dire non solo scardinare il fatto che i ragazzi ora finalmente leggano, e c'è un incremento dei dati effettivi dell'Associazione Italiana Editori che ce lo racconta, ma vediamo i ragazzi interfacciarsi, commentare e capire perché le storie che raccontiamo a Itaca riguardano loro, in quali elementi si ritrovano, in quali elementi non si ritrovano. È uscita una puntata da poco, qualche giorno fa, il 18 di giugno, sul romance, sul genere romance, che noi diremmo romanzo rosa, ma che in realtà è uno sviluppo del romanzo rosa, da dove parte la Jane Austen, attraversa tutta una tradizione ottocentesca, attraversa un genere, un'etica, un'estetica del mondo, e poi arriva a noi, un ragazzo di oggi che ha 18 anni, sta per fare la maturità di quel mondo, di quella realtà, di quel codice, di quel colore. Che impressione ha? Come l'ha fatto suo? Consapevolmente e inconsapevolmente? Ecco, noi a Itaca cerchiamo di capire come saranno i lettori di domani partendo dagli scrittori di oggi e di ieri. Il mio blocco di Itaca, io intervisto gli scrittori di oggi, o ancora meglio i lettori di oggi, che magari scrivono pure, ma io mi concentro più sull'aspetto dei lettori che sull'aspetto degli scrittori. Mi piace capire come una persona che legge arriva a dover scrivere, o a poter scrivere, o avere il bisogno di scrivere, e come noi da lettori in realtà siamo molto vicini a chi inventa storie. Leggere e scrivere sono due facce della stessa medaglia, ma se la guardate perpendicolarmente la medaglia è la stessa. Non ci sono mai lettori che possano allontanarsi dall'idea di scrivere, o scrittori che possano allontanarsi dall'idea di leggere. È qualcosa di compensatorio, qualcosa di automatico, di insito nella nostra natura. Se noi ascoltiamo una storia ci viene voglia di raccontarne un'altra, e viceversa. E questo è il meccanismo che ci tiene interi come società. E quindi con Itaca noi andiamo alla radice di questa grandissima questione, cercando di capire poi da dove si esce per arrivare al domani, perché il domani poi alla fine è l'unico vero obiettivo. E il domani è anche l'obiettivo di chi vola, perché il modo in cui il mondo si trova dall'alto è straordinariamente complesso. Perché è vero che più sali, più vedi geometrie del mondo che sono molto più silenziose, molto più belle, molto più eleganti di come si vedono a terra. Ma il volo è un atto di fede verso il domani. Basti pensare al fatto che nel 1908 iniziano i primi veri voli di biplani tubi tela, cioè letteralmente tubi legati col nastro oppure con lo spago, messi davanti a un motore. Esatto, alla faccia della sicurezza. Infatti ci sono una caterva di incidenti di aeroplani che decollano, poi stallano e si buttano giù. Ma il volo era un atto di progresso verso il domani. Io ci credo nel fatto che domani il cielo sarà dell'uomo. E lo ha fatto anche Da Vinci, lo ha fatto. Pensate quanto spesso e quanto a lungo noi tendiamo l'occhio all'alto, e quanto è insito nella nostra natura fiducioso del fatto che qualunque cosa accada sarà sempre qualcosa non necessariamente di migliore, ma di nuovo sì, che arriverà, e arriverà da te. E quindi ogni volta che tu decolli senti in un qualche modo la capacità del fatto che tu riatterrerai mezz'ora, un'ora e mezza, 2 ore dopo, ma tornerai con una ricchezza, con una luce, con una bellezza che normalmente non avresti mai potuto percepire da terra. Il bello del volo... Polizia? Una meraviglia, no, fate... Allora, io non lo posso dire cosa ho fatto, guarda qua. Mazza che sfrecciata. Salutiamo le forze dell'ordine. Arresteranno qualche manifestante? Vediamo come gira e vediamo che succede. E poi teniamo aggiornata la cosa. Improvvisamente è diventato un telegiornale. Buonasera da Videolina, abbiamo il servizio in diretta da Zurich con il nostro inviato Matteo Poru. Si salve, buongiorno. Allora, durante la presentazione... Come? Sono venuto ad arrestare me, PT Cuburo, no, Mediando, Docca, ciao, arrivederci. E il volo ti garantisce, torno lì, garantisce questo tipo quasi di esclusività. Tu sei in alto, sei sospeso a 3.000-5.000 piedi, stai viaggiando a diversi chilometri orari, e il mondo in quel momento dall'alto, con quella luce, quel giorno, lo stai vedendo soltanto tu. E l'esclusività del volo è una storia dentro la storia. Anche perché io mi stacco quando volo, in tutti i sensi, mi stacco da terra. Sì, mi trasforma, mi alleggerisce. Io volo molto spesso quando arriva un carico di peso, di vita, di pensieri che non riesco più a sostenere. Metto in moto, decollo, e i problemi dall'alto non li vedi, non ci sono.
Esatto, poi purtroppo il carburante finisce e devi tornare giù perché altrimenti è difficoltoso proseguire. Diciamo che ogni aeroplano è un ottimo aliante, ma tu non vuoi che rimanga un aliante a lungo. In un mondo, pensavo mentre parlavi, in un mondo materialista come quello che si vive oggi, alzare gli occhi al cielo e cercare una risposta o il blu del cielo o che siano le stelle rimane sempre, penso, la risposta migliore. Magari non la troviamo subito, però dentro di noi qualcosa cambia. Passiamo al protagonista di questo libro, che si chiama Michele. Il protagonista dice una frase, l'ho scritta qui: se l'eterno ha un colore è un tono di blu. Michele parte con un bagaglio leggero, solo in apparenza, però pieno di scelte, di paure, di preoccupazioni. Già in parte mi hai risposto a questa domanda che volevo farti, perché sopra le nuvole ci aiuta un po' a dissipare i pensieri, a trovare nuove risposte. E nel corso di questo volo Michele incontra un ragazzo, Jonathan, quindi sono Michele, un personaggio di una certa età, invece che Jonathan è un ragazzo. E finiscono per stare, diciamo che sono costretti, sì, esatto, sono costretti a volare insieme e in qualche modo riescono a riconoscersi ciascuno con il proprio bagaglio visibile e invisibile. Michele è un ventriloquo, quindi ha a che fare con le voci, e invece Jonathan è un ragazzo che sta attraversando un periodo difficile a causa della separazione dei genitori, quindi è un ragazzo anche segnato un po' nel profondo. Come si sono formati questi due personaggi dentro di te? Cosa ti interessava esplorare il confronto tra queste due solitudini, perché di solitudini si parla, e al tempo stesso la capacità di sapersi ascoltare? Allora, Michele Prato, Matteo Porru, le iniziali non possono che confermare la realtà, cioè che io mi identifico molto di più nell'anziano che nel giovane, molto più in Michele, molto meno in Jonathan, però mi interessava raccontare una cosa a cui ho sempre tenuto moltissimo e mi ha sempre seguito come tema: le voci. La vocalità, il modo in cui ci raccontiamo le storie, i toni che utilizziamo, quando li utilizziamo, la scelta delle parole, delle immagini, dei contorni, delle storie che andiamo a trovare o a cercare. È difficile trovare una spiegazione alle cose senza includere la voce con cui l'abbiamo ascoltata. Se ci pensate, è stata la voce a guidarci sempre, in ogni momento delle nostre vite, di qualunque natura fosse e da qualunque fonte provenisse. Noi siamo stati in grado negli anni di ricostruirle le voci, perché siamo stati in grado di ricostruire le persone, le circostanze, gli interventi, a volte salvifici, a volte malefici che ci sono capitati, ma parte tutto dal modo in cui noi sentiamo le voci e dal modo in cui noi abbiamo creato la nostra in base al luogo in cui viviamo, alle persone che conosciamo. Parte tutto dalla voce, non c'è niente di diverso, di più vicino da noi che non sia la voce. Michele la conosce bene, Michele è un ventriloquo. Michele non ha mai studiato per essere un ventriloquo. Siamo all'inizio degli anni 90, scusatemi, all'inizio degli anni 60, è un straordinario autore e pioniere della prima radiotelevisione italiana. Michele è una persona che conosce molto bene la voce, la conosce perché è stato privato della voce dalla vita, perché gli ha levato le parole aver perso un padre troppo presto e di una morte violentissima, gli ha privato le parole, convivere col silenzio della madre che si è lasciata crogiolare dal dolore della perdita, gli ha privato, forse anche peggio quello là, esatto, l'ha privato della parola, una vita che in un certo senso e in un qualche modo è sempre stata per lui e contro di lui o maledetto o manchevole. Non c'è mai stato un segno positivo della vita, e anche quando è arrivata la fama, anche quando è arrivata la gloria, e anche quando è arrivato un ordine di eventi che per una volta gli si è avvitato bene,
non ha mai e non è mai riuscito a trovare un senso buono in tutto quello che gli era capitato. Michele spia una colpa da tutta una vita che non ha commesso lui, l'ha commessa la vita per lui, ma un ordine di cose in cui, torniamo sempre là, lui non aveva alcun tipo di controllo. È stata una serie ininterrotta di eventi nefasti che non l'hanno mai portato a poter gioire o a sorridere per davvero. Non è mai stato un bambino, non è mai stato un ragazzo, è sempre stato un grande silenzioso osservatore della vita, e da buon osservatore della vita ha osservato soprattutto il modo in cui le persone si interfacciavano tra di loro e quindi il modo in cui parlavano. E questa è stata la grande salvezza di Michele, perché poi quando ha trovato la sua voce l'ha trovata consapevole di tutto il male, di tutto il marcio e di tutta la perversione del mondo che aveva intorno, di tutte le storture, di tutti i mancamenti, soprattutto di tutte le conseguenze del dolore. Da un aspetto negativo è passato a un aspetto positivo, o meglio, ha esorcizzato l'aspetto negativo con qualcosa che poi lo ha reso celebre ma infelice. Dall'altra parte c'è un ragazzino ventenne, Jonathan, che si chiama Jonathan, ma vi do un'anteprima molto leggera sul libro. In realtà non si chiama esattamente Jonathan. Il nome ovviamente rievoca il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, che è stato ed è uno dei miei libri del cuore. Non volerei se non fosse per quel libro, non volerei se non fosse per Daniele Del Giudice, che ha scritto diversi libri meravigliosi, ma soprattutto uno che è Staccando l'ombra da terra, che è lavoro indiscusso della narrativa italiana. E Jonathan è un ragazzo di 20 anni, di più dell'anziano, perché non vede il futuro, lo vede rarefatto, lo vede immobile, e se lo vede immobile lo vede granitico e non vede nessun strumento valido perché si possa scavare per migliorarlo. Vede Jonathan un ordine di cose, anche lui per è successo veramente di tutto in soli 20 anni, su tutti la separazione dei genitori, ma poi un crogiolarsi nel dolore, nel tatuarselo addosso. Jonathan è un ragazzo tatuatissimo, ha più pezzi tatuati che pezzi senza tatuaggi, ma il suo modo di tatuarsi è un modo per espiare anche lì un peccato originale mai commesso. E quindi entra all'interno di questa storia improvvisamente due grandi concetti: l'espiazione e la pietà. Nessuno dei due protagonisti, né Michele né Jonathan, ha pietà dell'altro. Eppure intorno a loro si è sempre creato, e loro stessi si raccontano in modo pietistico, in modo quasi melodrammatico. E in realtà poi si scoprirà che non c'è niente di pietista all'interno di un racconto intimo. La pietà non esiste nell'intimità, esiste soltanto la bellezza e il dolore, in formule diverse e percentuali diverse, ma la pietà dell'intimità non è contemplata, non ha un colore là dentro, si perde sia di fibra sia di stoffa, non ce n'è abbastanza da poterla considerare come un elemento che regga quando racconti una storia intima. La pietà non esiste in quel mondo lì. E quindi ci si salva, perché parlare salva, perché trovare le voci e dare voce al dolore è l'unica vera arma per non averlo contro. Quello che fanno Michele e Jonathan in questo volo di 4 ore sull'oceano, in cui l'unico strumento per uscire da tutte le storie che hanno ingarbugliato le loro teste, e raccontarle, trovarle, sapendo in un modo quasi virtuale e quasi rassegnato, che magari ci siamo trovati ogni tanto anche a fare noi, di avere in comune con quest'altra persona soltanto 4 ore della nostra vita, niente di più né meno, non ci si rivedrà mai più, e quindi si è quasi più motivati, si trova un piacere maggiore, una libertà maggiore nel raccontare a un perfetto estraneo per 4 ore le nostre paure, i nostri ingarbugliamenti di testa, piuttosto che farlo con delle persone che conosciamo da tutta una vita, perché anche se c'è un giudizio non vale più di quelle 4 ore, perché a furia di farti tanti perché delle cose, io dico sempre, i colori non si aggiungono ma si levano, e quindi trovi sempre più ombre, trovi sempre più elementi che ti danno da pensare, ti fanno riflettere su altre sfumature, e alla fine non dico che il mondo diventa buio, ma il buio sa essere più presente di molte altre luci quando saturi la testa di pensieri. Ti ribalto la prospettiva, torno a bomba, perché ora da 24enne finalmente lo conosco l'amore vero. E vedendo quell'amore vero, conoscendo quell'amore vero, mi rendo conto del fatto che da ragazzo, come se adesso avessi 355 anni, però mi rendo conto che al liceo, da piccolo avevo immaginato l'amore come qualcosa di straordinariamente virtuale, di sospeso, di etereo, no? Che è una parte imprescindibile di tutta quella chimica meravigliosa che c'è dietro il modo in cui le persone si incontrano e si amano. Però
la praticità dell'amore, l'invenzione dell'amore nei gesti di ogni giorno. L'amore bisogna inventarlo, lo si inventa nel caffè lasciato la mattina pronto, lo si inventa nella cialda messa apposta sul tovagliolino, si inventa l'amore quando si lava i piatti, si inventa l'amore quando si fa una vacanza, si inventa l'amore quando ci si coccola. Non c'è mai un elemento che allontana la presenza e l'invenzione continua dell'amore nei gesti di ogni giorno. E la cosa più bella dell'amore è l'invenzione dell'amore. E l'invenzione di tutti quegli stratagemmi, di tutti quei momenti, di tutti quegli istanti minuscoli ma giganti in cui sei nel cuore dell'altro per il modo in cui entri nella vita dell'altro e cerchi di capire perché, come e dove aggiustare e capire anche come ripararti te stesso. Quindi è un gioco di compensazione che è meraviglioso, ed è proprio perché è meraviglioso che è fallace, ed è proprio perché è fallace che vale la pena di essere fatto, perché non puoi riparare tutto, ma se vuoi riparare tutto, se hai la voglia, la possibilità, il desiderio di riparare tutto, allora metà del lavoro è già fatto, allora l'intenzione di poterti riparare salva qualunque tipo di esito dopo quella riparazione. E io ora a 24 anni ho trovato una persona che mi vuole riparare, e ho trovato una persona da riparare io stesso, e ci siamo trovati proprio su questo elemento qua. Quindi probabilmente se adesso dovessi riscrivere quel romanzo non metterei e non incentrerei quella storia d'amore nel virtuale mondo delle possibilità, delle infinite possibilità dell'accompagnarsi, di lasciarsi, di capire di cosa si è, come si è e dove si va. Lo metterei proprio su un senso di riparazione, di invenzione quotidiana dell'amore e di invenzione quotidiana di come l'amore cambia le giornate, i colori del mondo. E io ho trovato la luce perché sono riuscito e ho voluto trovare davvero un modo per essere felici. La felicità è vero che non accade, la felicità è una serie ininterrotta di circostanze nelle quali tu puoi trovare un ordine. Se trovi l'ordine, li segui quello spago, se percorri quello spago ti porta al tuo cuore, e questo è esattamente quello che è successo a me, ed è quello che avrei augurato con tutto il cuore a Michele quando era ragazzo. A posteriori quel ragazzo, quel Michele, quando si innamora di Clio a 18 anni, se ne avesse avuti 6 in più come ce ne ho 6 in più io adesso, gli avrei detto di aspettare il tempo giusto per capire qual è il filo che unisce le persone, perché il filo c'è ed è anche bello grosso. L'amore cambia e ci cambia. Ti faccio un'ultima domanda, poi lascio un po' di spazio al pubblico. Fra i romanzi che hai scritto, qual è quello a cui sei più affezionato? Sono tutti figli, però Camilla fa le bolle. Camilla fa le bolle, che è quello che uscirà non il prossimo, ma quello dopo ancora, spero. Sì, Deus quere da una parte, se ridore quere dall'altra. E ragioniamo su emozioni anche lì, sulle mie. Camilla fa le bolle è la storia di uno scrittore, di un autore che si inventa una figlia. Inventa una figlia per non restare solo. Inventa una figlia per non restare solo e inizia a scriverne la vita e la vede muoversi intorno a sé, intorno al suo mondo, e diventa vivo il personaggio, diventa viva sta bambina che poi da bambina diventa adolescente, da adolescente diventa adulta, e furia di continuare a scrivere questa bambina continua a invecchiare. Continua a passare il tempo. A un certo punto lo scrittore, che si ritrova ad avere 30-40 anni, si ritrova a scrivere di sua figlia praticamente al capezzale, e allora decide di strappare tutte le pagine, di strappare tutto il libro, perché chi non nasce non muore. E allora si crea questa sospensione un po' magica, un po' fiabesca, un po' tragica, in cui forse l'unico vero modo per amare qualcuno è eliminarlo, cancellare qualsiasi elemento che possa raccontare vite possibili che non ci sono. Forse il vero modo di amarsi e di amare è trovare un esercizio e un artifizio a volte per accettare la realtà per com'è e liberare i fantasmi perché diventino colombe, se diventano colombe. E quello è il mio romanzo, è un romanzo a cui io tengo molto, l'ho scritto in tanti anni, ho cambiato tantissime volte quella storia. Ha avuto quel romanzo là ha avuto credo 4 o 5 fini diverse, completamente incongruenti l'una dall'altra, però poi alla fine ho dato quella più buona, quella che assolve me e assolve i miei fantasmi e le mie colombe. Di quelli che ho pubblicato ti direi questo, ma non perché sia il più bello, perché non credo sia il più bello.
sincero parere di una persona che l'ha scritto, che voi direste, ma perché cazzo sono presenti, di che è il più bello, e invece no. Io vi dico che è il più bello perché mi ha fatto conoscere la mia compagna. Io senza questo libro non sarei innamorato, quindi come faccio io a dire che un qualunque altro libro è bello se non questo? Quindi è stato il libro che mi ha regalato tanto, in maniera assolutamente inaspettata e meravigliosa. E quindi sì, ti dico che Il volo sopra l'oceano è quello a cui tengo di più. Il più bello per me resta Madre Ombra, di quelli che ho pubblicato, che era un romanzo del 2019. Ogni tanto ci penso, ragazzi, sono passati 6 anni da Madre Ombra, sono passati. Una cosa impressionante. Sì, ero in quarta superiore quando è uscito Madre Ombra. E io avevo una voglia matta di raccontare una storia, e in Madre Ombra l'ho fatta non vedendo. È la storia di una ragazza cieca, non vedente, che scopre il mondo, scopre se stessa nella Venezia degli anni 70, che è una Venezia caleidoscopica su cui soffia un vento tremendo di bora, ma che è anche una Venezia molto buia, molto cupa, non per sé, non per i colori che ha, ma per le persone che contiene. E quindi era un viaggio nell'apparato umano di una civiltà come quella nostra, come quella non solo biologicamente umana, ma anche intrinsecamente umana, in cui l'errore non è qualcosa di grande, ma è qualcosa di ovvio. Il problema non è se c'è l'errore, perché l'errore c'è sempre, ma è dove va l'errore e quanto è evoluto quell'errore. E quella era una storia di sbagli, di rinascite, di redenzioni, e aveva anche quella a che fare con la fede e col modo in cui crediamo nel domani in noi stessi. Bravissimo, complimenti a Matteo. Sarebbe bellissimo se tutti i giovani ragazzi riuscissero a portare i loro fantasmi su carta, e ci sarebbero delle storie meravigliose da raccontare, da pubblicare. Se c'è qualche domanda, approfittatene adesso. Non si sente. Sì, è una bellissima iniziativa, tra l'altro, oltre allo scenario. Poi per Matteo volevo tornare indietro, apprezzo moltissimo tutto quello che ha detto, io già conosco Matteo, ci siamo già incontrati tante volte. Io faccio parte di un'associazione che Matteo conosce bene, che opera soprattutto nei paesi del Margine, diciamo, no? Ha la sede a Borre, l'associazione Nino Carros, però opera in tutto il Margine. E il nostro punto, la nostra battaglia è sempre quella per salvaguardare i paesi della Sardegna. Cioè il nostro discorso è sempre quello, cioè che Sardegna sarebbe senza i paesi? Cioè non è che i nostri paesi sono semplici agglomerati di case e basta, ma dietro ogni paese c'è una storia, c'è una cultura, c'è un costume, c'è un dialetto, un sardo, insomma, ognuno ha c'è una propria lingua, c'è una propria storia, insomma. E in questa battaglia ci vediamo sempre più preoccupati, perché comunque non sempre c'è un'idea di valorizzare i nostri paesi, anzi spesso e volentieri riscontriamo una certa ritrosia, come dire, anche una sfiducia. Ecco. Abbiamo parlato di paesi anche il giorno che c'era Melia, forse giovedì sera c'era Graziano Melia che ha presentato il suo libro, e anche lui ha fatto qualche passaggio su questo. Allora, se noi per poter far vivere i paesi abbiamo bisogno di grandi numeri, è chiaro che abbiamo poche possibilità. Però secondo me la cultura, ecco, questa è la domanda che ti voglio fare, la cultura intesa come questi momenti o altri momenti possono essere di grande stimolo e di grande aiuto per la vita dei paesi, perché noi crediamo in questo effettivamente, perché non avremo mai numeri per riempire le scuole, per avere tanti bambini. Non dico che sia un processo controvertibile, però penso che non sia molto facile comunque controvertire i dati Istat che sono stati pubblicati anche da poco, dove veramente lo spopolamento ha dei numeri drammatici. Però secondo me la cultura potrebbe essere quella valvola che serve comunque per animare i nostri paesi.
Allora, io e Rosanna ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo fatto diverse iniziative insieme, su tutte ne ricordo una per rispondere alla domanda. Nel 2024, a febbraio del 2024, è uscito un saggio che abbiamo scritto io e Bacchisio Bandinu, che si intitola Domani è un altro mondo, in cui ci siamo interrogati sui 10 grandi temi della Sardegna, dall'industrializzazione al turismo di massa, al progresso, al folklore, all'identità sarda, ma soprattutto abbiamo chiuso, tu lo sai molto bene, con una domanda, con un augurio anzi, per il sardo che deve ancora venire al mondo, per il nuovo sardo. E io rispondo alla tua domanda riprendendo quella risposta, perché io credo moltissimo nel potere della cultura. Non farei il lavoro che faccio se non credessi nel potere della cultura, non farei il lavoro che faccio se non credessi nel modo in cui la cultura può essere capillare, perché questo che abbiamo fatto questa sera è un processo di cultura capillare. Io credo che la cultura sia il più grande legante del mondo e credo che come passa tra le persone, come aumenta il livello di connessione tra le persone, non solo da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista morale, possa fare tanto ma non può fare tutto. Per fare cultura serve un'altra cosa che oggi secondo me manca, non in Sardegna ma in generale ti direi in Italia. Manca qualcosa che non c'è mai stato davvero, perché nessuno l'ha mai davvero considerato come una risorsa. E sai che cos'è? La capacità di investire. Noi oggi abbiamo un'Italia che va avanti da 40 anni con riforme a debito. Cioè riforme che la generazione mia, barra quella di mio fratello che è di 5 anni più piccolo di me, e di quella dei miei figli, dei suoi figli, pagherà. Io pagherò probabilmente la parte minore e arriverà una serie ininterrotta di batoste e di sberle. Noi in Italia, se ci pensate, andiamo avanti, riforma a debito da 40 anni. Le politiche attive e sociali sono politiche di stanziamento di fondi quasi squisitamente europei. L'Italia investe sul sociale tra le potenze europee in maniera più risibile. Non c'è un investimento concreto nelle politiche sociali. Chi fa davvero tanto nelle politiche sociali cos'è? Il locale. Io penso alla garante dell'infanzia e dell'adolescenza su tutte, che è una donna meravigliosa, Carla Puligheddu, che è una donna che fa veramente cose straordinarie per quest'isola e per il modo in cui si può e si deve trovare un senso unitario. Penso ad Angela Quackbrook, che con l'ordine degli psicologi fa delle iniziative straordinarie come collanti della società. Ci sono i grandi collanti, ma sono collanti che non sono sostenuti da una sovrastruttura sociale statale che possa fare quello che fa. Io dico sempre che la più grande risorsa di tutti i paesi sono le biblioteche e le proloco. E la proloco e la biblioteca si reggono entrambe le cose su una cosa, sulla persona, sull'utenza, sulla persona che va in biblioteca, prende il libro e legge la storia, sulla persona che decide di prestare il proprio tempo libero alla collettività. E questo è il punto. Noi facciamo centri di aggregazione sociale con degli investimenti europei straordinari, ma non li valorizziamo. La stragrande maggioranza delle volte sono fenomeni quasi lasciati a metà. Non cerchiamo mai davvero di trovare un senso. Io mi auguro che ci siano più paesi come Morgongiori nell'Oristanese, che ha aperto una biblioteca nuova di zecca in un centro meraviglioso nuovo, che spero diventerà il centro di aggregazione nuovo sociale che c'è nel paese. Ma non possiamo farlo se a livello sovrastrutturale non c'è una politica attiva secondo cui io all'interno di quella biblioteca posso assumere una persona, 2 persone, 5 persone che sono a carico dello Stato e quello Stato mi garantisce in quel momento un posto di lavoro attivo per quelle persone. Io non posso essere in grado di garantire una proceduralità e un investimento nel domani se il paese che si spopola è perché la persona sta andando via, perché qua non c'è niente. Cacchio, proprio perché non c'è niente c'è tutto da fare. E se c'è tutto da fare, mi mandi una persona plurilaureata, mi mandi una fuga di cervelli dall'altra parte d'Europa perché lui possa giustamente acquisire i benefici a cui ha diritto ed avere una retribuzione congrua, quindi non hai un investimento statale, quindi quella fuga dei cervelli, caro Stato italiano, l'hai voluta tu, e se non l'hai voluta e se non sei stato in grado di riproteggerla o di investire attivamente nel tessuto sociale, morale, pratico, culturale, economico che tu stai difendendo, allora il gioco non vale la candela. Allora è tutta la campagna che facciamo di
avvenire, di avventure non ha senso e non sta in piedi. L'unico modo vero per far ripartire questo cavolo di paese, secondo me, non passa dagli investimenti economici, passa dagli investimenti sociali. E non lo dico da socialista o da comunista mangia bambini, ma lo dico da osservatore della realtà. Se noi cercassimo di fare degli investimenti sociali, faremo una cosa che non c'è, l'unità di popolo. Io non posso pensare di vivere in un paese dove il 59-60% delle persone non va a votare. Io non posso pensare di vivere in un paese dove un referendum, le cui modalità possono essere assolutamente opinabili come i contenuti, non passa perché c'è un astensionismo della Madonna. Io non posso pensare che all'interno di una dinamica sociale del genere non ci sia mai stato uno spazio di attenzione e di analisi per il fenomeno che viviamo. Quello che noi viviamo qua in Sardegna con lo spopolamento è una diretta conseguenza di una infinità di errori a livello gestionale, manageriale, politico, di disinvestimento, di disincanto e anche di perdita, attenzione, perché poi i segnali di perdita ci sono stati e sono stati impietosi, ma perdere un momento storico non è un valido motivo per reinvestire. Noi abbiamo in questo momento una risorsa pazzesca che è il Covid, che io ogni tanto ringrazio perché il Covid ci ha dato la possibilità di sbloccare i miliardi che abbiamo letteralmente tirato fuori dal nulla. Noi siamo stati capaci di ristanziare, di riprogrammare, di riprogettare, di avere una quantità infinita di iniziative, ma quelle iniziative, anche iniziative veramente fatte col cuore, poi si sono sciolte. Il bonus del 110, mio padre è ingegnere. Mio padre ha iniziato dei lavori che a volte non ha nemmeno mai concluso perché sono finiti i fondi, non c'è stata mai una continuità, è stato facciamo, ma poi cosa? Facciamo, perfetto, mettiamo i soldi, ma perché? Quando c'è stato quel dibattito che io continuo a credere tremendo dello stanziamento del PNRR, dove mettiamo i soldi, cosa facciamo, in quel momento bisognava fare un think tank, bisognava mettere insieme tutti i principali esperti mondiali di ogni singola disciplina e farle a livello di nazione, bisognava interfacciarsi con le collettività, con i paesi che avevano più bisogno, bisognava fare un ragionamento capillare per capire dove andasse cosa e poi l'hanno fatto il ragionamento capillare, ma l'hanno fatto senza considerare non solo la globalità della cosa, ma che un finanziamento è un'operazione fisica, centellinata, messa geograficamente in un punto, collocata nello spazio e nel tempo. Oggi è inutile perché manca tutto il resto. Quindi avrebbero dovuto prima accorgersi e costruire o ricostruire tutto il resto e poi agire nel piccolo. Non ha senso partire dal piccolo per arrivare al grande. Purtroppo in questo caso per arrivare al grande bisogna passare dal piccolo e questo è l'unico vero modo in cui possiamo andare avanti. Think local, act global, e non c'è nessun'altra iniziativa e nessun'altra procedura attraverso la quale noi possiamo essere come dire, più speranzosi. Se noi riusciamo a ragionare sul locale capiamo il mondo, se noi ragioniamo sul grande lo perdiamo. Io arrivo da un paese che è in via di spopolamento, siamo ormai sotto i 400, però penso che i momenti di aggregazione, di cultura, come dici tu, possano influire positivamente sulla crescita della comunità e anche io penso il fare rete fra i paesi vicino, perché a volte ci isoliamo nel nostro piccolo paese, ognuno cerca di curare il proprio orticello, però manca l'aggregazione fra gli altri paesi e quindi penso che sia fondamentale anche questo. Ci sono altre domande? No. Ringraziamo Matteo per essere qui. Potete seguirlo su Itaca perché è un programma bellissimo. La prima puntata era sul noir, Sì. Seconda, come hai detto tu, sul romance. Noir sud, poi faremo noir nord, faremo diversi altri generi, sarà una bella avventura. Una bella avventura, seguitela. Seguiremo i tuoi nuovi progetti perché sei un vulcano, ti vedremo sicuramente in TV da qualche parte nei prossimi... Presto per una bella cosa grande. Bellissimo. Ringraziamo Bacchisio che... Allora, Bacchisio, posso spendere Certo. una parola? Scusate, soltanto Bacchisio, adesso diventa rosso, più rosso la maglietta. Bacchisio ha un pregio infinito. Io Bacchisio lo conosco da anni e a prescindere da bene che gli voglio c'è una cosa che io credo sia fondamentale sulla logica di cui parlavo prima. Viva i librai che fanno grande un territorio piccolo. Bacchisio fa questo lavoro dopo aver attraversato una vita di relazioni con alcune forse delle utenze più difficili con cui relazionarsi e ha trovato all'interno della comunità, ma nel senso più alto del termine, l'unico modo per fare davvero cultura. E tu ti sei occupato sia di cultura
sia di cultura, c'è stato un po' di tutto nella tua esperienza, ed è solo grazie a librai, a persone, a risorse come Bachisio che noi in Sardegna possiamo avere iniziative del genere. Non nasce dal nulla un'idea, l'idea nasce da una visione, e Bachisio, io credo, e non è, vi giuro, piaggeria, e non è perché lo conosco, ma è perché Bachisio crede fortemente nel potere della cultura, e non nel potere della cultura grande, nel potere della cultura fatta in maniera capillare come l'abbiamo fatta oggi. Quindi grazie Bacchi, non per quello che fai, ma per come sei. Grazie a tutti, grazie Ander, grazie a Sit and City, grazie a chi ha fatto la diretta su Facebook, Instagram. Dove eravamo, amico mio? Su YouTube, anche su YouTube, tanto siamo ovunque adesso, basta un link e siamo ovunque. Grazie. Buona serata ragazzi.